A tutti voi buona giornata, ben trovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli che apriamo con lo sport e in particolare con la partita tra Udinese e Salernitana prevista per il tardo pomeriggio di oggi che non si giocherà. L'azienda sanitaria locale ha infatti comunicato l'isolamento per i campani a seguito di diversi casi di Covid riscontrati nel gruppo squadra. La Lega però non si è ancora espressa sul rinvio e senza questa decisione al momento la gara resta in calendario con il conseguente 3-0 in favore dei bianconeri. Una situazione intricata che dovrebbe essere definita nelle prossime ore. Niente partenza per Udine, neanche con un volo charter, ma quarantena e isolamento. Niente partita per la Salernitana, quella che sarebbe dovuta essere l'ultima gara del 2021 per Granata e bianconeri. La decisione dell'ASL, comunicata prima ai campani e poi alla Lega Serie A, è arrivata appena prima di mezzanotte e a stretto giro di posta è arrivato il comunicato ufficiale della Salernitana. A seguito di accertate positività nel gruppo squadra, la Salernitana prende atto delle disposizioni dell'ASL di Salerno, che ha richiesto la sospensione dell'attività della squadra e ne vieta la partecipazione ad eventi sportivi. Quindi niente partenza per Udine per Colantuono e squadra. Fatti che però cozzano con le parole pronunciate ieri dal direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Non ci saranno stravolgimenti, dalla Lega hanno sempre detto che la situazione non era così grave da giustificare il rinvio. E ora? Ora manca l'ufficialità, determinante in queste situazioni, perché serve che la Lega Serie A decida per il rinvio della gara, comunicandola alle squadre e agli arbitri. In quel caso la partita si giocherà in futuro, sempre che il Consiglio federale confermi la permanenza della Salernitana in Serie A. Ma senza decisione della Lega la partita si dovrà giocare regolarmente, che senza la partenza della Salernitana equivale ad un 3-0 a tavolino. L'unico precedente in questo senso è del 3 ottobre 2020, quando al Napoli dall'ASL fu fatto divieto di raggiungere Torino per la sfida con la Juventus. In quel caso la Lega confermò la partita con successivo 3-0 a tavolino per i bianconeri e mesi di aule di tribunale, terminati con la ricalendarizzazione della partita. Improbabile che la Lega voglia replicare quella situazione, ma al momento ancora nessuna decisione è arrivata da Roma e l'Udinese attende. E sentiremo poi gli ultimi aggiornamenti tra poco nel corso della diretta di A Voi la Linea. Ed è stata annullata la manifestazione di protesta contro il Green Pass prevista al Varco 4 del porto di Trieste giovedì prossimo, 23 dicembre. L'annuncio dell'appuntamento era circolato sui canali Telegram in supporto, si diceva, ai portuali. In un video invece Stefano Puzzer, leader della protesta contro i Green Pass, ha fatto sapere che la mobilitazione è stata cancellata. In Friuli Venezia Giulia non esistono solo gli hub vaccinali indicati dalle aziende sanitarie, ma anche piccoli centri che sono stati organizzati per le somministrazioni del vaccino dai medici di famiglia. Nella Bassa Friulana ce ne sono 4, tra i quali la Tisana, dove settimanalmente vengono somministrate almeno 1500 dosi di vaccino. Per far fronte alla pandemia e accelerare i tempi di somministrazione dei vaccini non esistono solo gli hub indicati dalle aziende sanitarie, ma anche i piccoli centri organizzati dai medici di famiglia. È il caso della Bassa Friulana, in particolare alla Tisana, San Giorgio di Nogaro, Ruda e Palmanova, come ci spiega il segretario provinciale della FIMG, Khalid Cussini. In pochi giorni abbiamo bruciato 10.000 prenotazioni, riferisce Cussini, e somministrato 1.500 dosi a settimana. Per questo motivo abbiamo chiesto di aumentare la capienza dei piccoli hub, dove l'agenda delle prenotazioni è completa fino al 10 gennaio. All'hub vaccinale di Latisana, continua il segretario FIMG, si alternano complessivamente 21 medici di famiglia. Ogni giorno ne sono presenti almeno 3 o 4. Il vaccino somministrato maggiormente è il Moderna, lo preferisco, afferma il segretario FIMG, perché al di là delle qualità intrinseche del vaccino mi consente di guadagnare tempo. Dai flaconi in cui è contenuto ricavo velocemente 22 dosi per la terza somministrazione, mentre Pfizer devo diluirlo e devo lavorarlo 5-10 minuti prima di iniettarlo. In questo periodo, conclude Cussini, il maggior numero di richieste riguarda la terza dose, le prime sono ancora troppo poche.
Nella sanità pubblica regionale si assume con il contagocce nonostante la pandemia e la quarta ondata Covid. A dirlo è Andrea Traunero, segretario della FP-CGIL di Udine, che ha stilato un bilancio relativamente alla situazione dell'organico dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Nel 2018 contava 8.939 dipendenti, a giugno 2021 erano 8.833. Invece di avere centinaia di operatori in più per fronteggiare il Covid e cercare di garantire al contempo le altre attività, sottolinea il sindacalista, ne abbiamo 100 in meno e non serve che la Regione e i vertici di ASU e FC si trincerino dietro la presunta mancanza di professionisti da assumere. La verità, conclude Andrea Traunero, è che non si assume per risparmiare. La cronaca, intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tarvisio attorno alle 11 di oggi lungo la strada statale 13 Pontebana all'altezza del comune di Dogna per un camion che per cause in corso d'accertamento, comunque accidentali, ha preso fuoco nella parte della cabina. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo in tempo uscendo dall'abitacolo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Moggio Udinese, come vedete da questa immagine il mezzo è andato distrutto nella parte anteriore. Si presentano a casa di un'anziana con un panettone per promuovere un'iniziativa benefica. In realtà sono dei ladri e la derubano dei suoi risparmi. È successo nell'Aquileiese. Attenzione alla truffa del panettone. Dopo il raggiro della stella di Natale, messa a segno a inizio dicembre, a comiglianza ai danni di una persona anziana, i malviventi hanno colpito nella zona di Aquileia e a finire nel mirino è sempre stata una donna che vive sola di poco più di 80 anni di età. Intorno a mezzogiorno ha sentito il campanello suonare e ha raggiunto l'uscio. Le si sono presentati due giovani con un panettone e altri generi alimentari natalizi, confezionati in un pacco con un nastro rosso. Le hanno detto di trattarsi di un'iniziativa benefica legata all'avvento, cui poteva aderire a fronte di un pagamento, tipo offerta, di circa 50 euro. La pensionata di buon cuore ha accettato, ha raggiunto la camera da letto dove custodiva il denaro e ha preso il contante. Nel frattempo, uno dei due giovani ha frugato velocemente nelle altre stanze della casa e ha trovato altro denaro in contanti, circa 600 euro. Arraffati i soldi, consegnato il panettone, i due hanno salutato frettolosamente e se ne sono andati, facendo perdere le loro tracce. Solo in un secondo momento la pensionata si è accorta di essere stata raggirata e derubata e ha chiamato i parenti, spiegando quello che era successo. Furto in un'azienda vitivinicola nel Palmarino nel corso del fine settimana. I ladri si sono guadagnati l'ingresso nella sede della ditta dopo aver forzato una porta sul retro. Nel magazzino si sono impossessati di diverse casse di vino che erano pronte per le spedizioni e la vendita. Oltre a rubare le bottiglie del valore di alcune migliaia di euro, hanno anche arraffato qualche decina di euro dalla cassa. E due colpi di ingente valore sono stati messi a segno nelle ultime ore tra Remanzacco e Premariacco all'interno di abitazioni. Nel primo caso i ladri hanno spaccato una porta finestra rubando oro e preziosi per circa 15.000 euro. Poi sono scappati senza lasciare traccia. Un altro colpo a Premariacco con lo stesso modus operandi. In questo caso sono stati rubati valori, tra i quali anche oggetti e orologi di marca per un valore di circa 12.000 euro. L'aumento dell'addizionale IRPEF dallo 0,2 allo 0,6% nel bilancio di previsione del Comune di Pordenone spacca la maggioranza, con Lega e Forza Italia che si sono astenute. Per l'amministrazione Ciriani questa è l'unica strada per evitare l'aumento di altre tariffe, mantenendo invariata la qualità dei servizi. Sul bilancio di previsione 2022 del Comune di Pordenone, che ieri è stato affrontato nella maratona elettorale in Consiglio, spuntano alcune crepe nella maggioranza, il nodo del contendere e l'aumento dell'addizionale IRPEF dallo 0,2 allo 0,6%, un modo per far fronte agli aumenti inattesi, circa 3 milioni e mezzo di euro a causa dei rincari delle materie prime, garantendo la qualità dei servizi. Una decisione avallata da Pordenone Cambia, Fratelli d'Italia e Progetto FVG, ma che ha visto l'astensione di Lega e Forza Italia, che chiedono maggior dialogo. Contrarie le opposizioni, che si aspettavano
scelte diverse dal sindaco Ciriani e dalla sua squadra, ma come spiegato dall'assessore al bilancio Emanuele Loperfido non c'erano molte alternative. I costi della refezione scolastica sono aumentati di 320.000 euro, soltanto perché i costi delle derrate alimentari sono aumentati a causa delle materie prime. La stessa cosa per quanto riguarda le utenze, le bollette energetiche per gli edifici comunali, quasi 700.000 euro in più, per non parlare dei costi dei servizi sociali per i nostri anziani, per i soggetti più deboli, sono aumentati di 930.000 euro in più. Ecco allora che di fronte a questi aumenti dei costi, che sono anche nelle manutenzioni stradali, c'erano due strade: o aumentare tutti i costi a carico degli utenti che usufruiscono di questi servizi, o cercare con l'addizionale IRPEF di spalmare questo aumento dei costi su tutti i cittadini, promettendo di continuare a gestire con cura, oculatezza e attenzione da buon padre di famiglia tutte le risorse pubbliche che vengono introitate all'interno delle casse del comune. Sull'IRPEF resta comunque possibile un passo indietro, ma non alle attuali condizioni. Un percorso dedicato all'inserimento professionale delle persone con disabilità. La Regione, in collaborazione con la Consulta dei Disabili, ha organizzato un master plan di collocamento mirato. Un piano di collocamento che prevede un percorso di formazione e inserimento professionale per gli oltre 6.000 disabili iscritti ai centri di collocamento del Friuli Venezia Giulia. L'assessore regionale Alessia Rosolani insieme a Mario Brancati, presidente della Consulta Disabili, hanno illustrato il master plan di collocamento mirato. È fondamentale accompagnarli, è fondamentale formarli, è fondamentale avere una risposta puntuale anche dalle aziende del territorio rispetto alla loro presa in carico, perché sono un elemento imprescindibile della società e sono un elemento di valutazione importante intorno alla quale costruire il futuro di tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Brancati ha sottolineato come sia importante la creazione di un centro dedicato alla montagna e alla formazione specifica del personale per riuscire a dare un supporto concreto alle persone. Il master plan sarà adattabile alle necessità che potrebbero arrivare nel tempo e lo stesso Brancati lo ha definito un ottimo lavoro. Vedendo i numeri, più del 50% degli iscritti ai centri di collocamento ha un'età superiore ai 50 anni e pari percentuale ha solo la terza media ed è disoccupato da più di 36 mesi. Il 30% degli iscritti ha un servizio di supporto attivo. Le assunzioni del 2020, causa Covid, hanno avuto un calo del 33%, come prevedibile, ha aggiunto Flavia Maraston della Regione, che ha spiegato come nel master plan l'obiettivo è aumentare le reti sul territorio e la formazione coprogettando raccogli enti di formazione e cercare di ridurre il numero di iscritti per operatore, garantendo quindi un servizio migliore. Ci fermiamo qui, tra pochissimo l'appuntamento sempre in diretta con A Voi la Linea. Arrivederci.